Presentato presso la Questura di Agrigento il calendario della Polizia di Stato 2019, che ha scelto di raccontare la sua attività attraverso il linguaggio dell'arte grafica con 12 inedite illustrazioni realizzate da prestigiosi disegnatori di fumetto. Il fumetto quindi quale mezzo di rappresentazione del presente e immaginazione del futuro. Non solo fumetti, infatti nel calendario della Polizia di Stato 2019 a ogni tavola sono associati nuovi segni distintivi di qualifica che consentono di cristallizzare anche graficamente l'identità civile della Polizia di Stato. Abbiamo voluto stamattina in questo ingresso storico della Questura di Agrigento, dove sono rappresentati i nostri simboli sotto la bandiera e nel ricordo anche dei nostri caduti e di ciò che è stata la storia della Polizia di Stato nel passato e anche del futuro, con il primo archivio telematicizzato e informatizzato d'Italia. Stamattina abbiamo voluto presentare alla cittadinanza di Agrigento il calendario. Il capo della Polizia l'ha fatto in modo ufficiale, il prefetto Gabrielli a Roma, un po' di tempo fa, ma noi abbiamo voluto farlo qui per dare un segno concreto della nostra presenza sul territorio e rappresentare anche i nuovi segni distintivi della Polizia di Stato che nel 2019 andranno a rappresentarci sul territorio e poter comunicare che il motivo di questi disegni d'autore fatti da noti disegnatori che dalle cui mani nascono personaggi come continuano anzi a operare personaggi come Tex Willer, Topolino, Dylan Dog, parecchi autori sono della famosa scuola salernitana del disegno e quindi questo è un motivo ancora in più di vanto e prestigio per il nostro sud e per il nostro meridione, e quindi attraverso questi disegni rappresentare la presenza continua della Polizia di Stato nelle varie situazioni particolari. Si parte da Scampia, noto centro degradato della provincia di Napoli, per arrivare anche a scatti che hanno riguardato invece la tragedia di Bologna sull'autostrada, con quella tragedia di incendi ed esplosioni e lutti, per finire a soccorsi in mare, se non a interventi in piazza dei reparti mobili o dell'attività investigativa della squadra mobile scientifica, delle volanti, della polizia ferroviaria, un po' di tutti quelli che sono sul territorio, considerato anche le unità cinofile che richiamano le attività fatte a Genova quando è crollato il ponte Morandi. Quindi è un momento di celebrazione futuristica di quella che è comunque anche la nostra attività sul territorio. Una notazione che va detta, che l'incasso di questi calendari, che anche noi stessi abbiamo comprato per poterlo avere nei nostri uffici o nelle nostre case, e che va a favore dell'Unicef, va a favore dei bambini dello Yemen e in particolare va per il programma Valerio, che fa riferimento ai bambini, ai figli dei nostri dipendenti colpiti da gravi malattie. Quindi in questo era un voler condividere con i nostri concittadini agrigentini e della provincia di Agrigento quello che era la motivazione per la quale è nato il calendario 2019, l'occasione per anticipare gli auguri di un sereno Natale da parte di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato alla città di Agrigento e alla sua provincia.